was only fooling. The next girl said she'd marry me, buy a home and settle down. Why don't the girls in my life... Direttore! Direttore, lei non si ferma? A fare che? Come ad ascoltare i miei Five Gentlemen of Liverpool. Il primo complesso anti-Beatles. Primo complesso anti-Beatles. Guardi, è un mio principio. Sì. Io i provini... Li ascolta dopo? Mai. Per non inficiare. Sì, sì. Per non inficiare il sereno giudizio dei miei collaboratori. Sì, direttore, ed è giusto. Neanche io inficio. Io non inficio tanto, sono sicuro del successo. Vedrà che pienone nel suo locale. Nei miei locali, dove sia ben chiaro cantano solo artisti di eccezione. Grazie, e infatti perché li ho portati a lei? A lei perché lei è il primo. Che fa? Direttore, io come se avessi commesso un furto, una rapina. A chi? All'Inghilterra. Come all'Inghilterra? Portando qui il complesso anti-Beatles. Scusi. No, non si può. No, stia fermo. No, un momento. Ma dico... Gentile signora, io la ringrazio di essere venuta ad onorare la mia audizione. 2 caffè. Gentile, onorare? Io non sono né gentile né sono venuta ad onorarla, creda. Lei mi deve 200.000 lire per una settimana di pensione completa ad una mezza dozzina di morti di fame. E le voglio. Signora, se io non firmo il contratto... Sbrigatevi a firmarlo, perché senza quelle 200 carte stasera non entrerete a casa mia, capito? Ho capito, signora, ho capito, e con me non occorre alzare la voce, io non parlo mai 2 volte, ti dico io. I caffè li paga la signorina, grazie, sa. Quella, direttore, è una signora che mi deve del denaro. Sono passati mesi, non si può fare un piacere a nessuno, Direttore, ecco a lei. Ma che fa? Ma lei pensa a mangiare, direttore? Che fa? Ma per carità, si mangia dopo. Pensiamo al contratto adesso. Dunque, chiarezza per chiarezza. Patti chiari, amicizia lunga. Direttore, io non firmo il contratto se non ho un anticipo perlomeno di... 100 lire? 1000 soldi? Lire? No. Perché? Guardi, lei è un vecchio impresario da molto tempo inattivo. Io sono stato a Londra. Va bene, ma da molto tempo inattivo. Sono stato a Liverpool. Ma da molto tempo inattivo. Grazie, sono stato all'estero. Ho capito che è stato all'estero, ma da molto tempo inattivo in Italia. Ma io sono stato in Spagna. Sì, va bene, guardi, se l'audizione va bene, contratto e anticipo. Se no, niente. Sì, va bene. Allora, a queste condizioni stiamo a posto. Cominciate a firmare l'assegno e dove lo dovete? Qua? Ce l'ho io qui. No, il libretto... Fermo? Guarda, un momento, direttore. L'audizione, camminate che la perdiamo. In my life, do the things they promised to. Oh, why don't the girls in my life do what... Tra poco finisce, dottore. Speriamo bene. La commissione, dottore, tra poco scatterà in piedi con l'urlo. La commissione? Venite, dottore. Ma stia fermo con le mani! No, scusate, ma venite un momento. E che fanno? Russano, lo vede? Russano? Ehi, senti, è un dormitorio. Ma io mi domando, ma come? L'audizione dei miei gentlemen si fa fare a questi morti di sonno qui. Ma dico lei come si permette? E mi permetto, via. Ah, si permette? Allora sa che le dico? Che col nostro giro di locali lei ha chiuso, ha capito? Sì, e si capisce, voi non capite niente. Non capiamo niente, allora se ne torni a Londra o se ne torni a Liverpool che là la capiscono, o all'inferno se ne vada! Oh! E invece resto qua e staremo a vedere. Oh, ma che pezze di pezza avete suonato, la ninna nanna? Quello che hai detto tu, Peppino, vero? Sì. Adesso facciamoci le mappatelle e go away. Tu hai inguaiato tutti noi, perciò fai i tickets e partiamo per Inghilterra, vero? Sì, è vero. Io non ho inguaiato nessuno e se avessi i soldi per i biglietti li convertirei in 6 comodi letti e in 6 lauti pranzi che non mangiamo da parecchi giorni.
Ti prego, non parlare di pranzo, altrimenti noi svenire, vero? Oh, yes. Molto vero. Io per fare il pioniere ho sempre sbagliato tutto. Tutto. Guarda là. Credevo che di bitte non ve ne fossero più. Guarda là, guarda quando... Quelle invece germogliano. Germogliano. E perché? Per causa di queste bittenelle. Ma Peppino ha trovato il sistema. Io per Bacco mi compro 5 parrucconi. 5 parrucconi. Ma che parrucca? Questi sono capelli veri. Non è parrucca. No, e noi i parrucconi li meniamo. Capito, Matusa? Un momento, scusate, un'informazione. Ma quando ci hai messo a farti crescere questi capelli? Un anno. Un anno? Un anno senza soldi. Un anno è difficile farlo passare. Dolores! Se Dolores è a Roma. Mamma mia! Ho perduto il gettone, l'unico. Ah, eccolo. Dolores, oh, cara, amica mia. Caro, vecchio amico dei tempi più belli. Mia giovane amica dei tempi più brutti. Come più brutti? Cara, sai, alludo a quell'incidente occorsomi a quel tempo in Sicilia. Quale? È quello per cui dovetti rifugiarmi all'estero. Ero ubriaco. Hai messo sotto qualcuno con la macchina? Presso a poco, poi ti spiego. Ecco i 2 nipotini miei di cui ti ho parlato. Ah, che bei giovanotti. Volete molto bene allo zio, eh? Non assai. Non assai. Scusa, li parlano molto male l'italiano, perché da piccoli, i loro genitori li portarono nel Galles. Ah, ho capito. Sicuramente a quest'ora avrete già mangiato. Lautamente mangiato. E voi che non avessimo ancora mangiato. E allora bisogna andare a dormire. Perché Ecco. questi ragazzi saranno stanchi. Ecco. Venite che vi faccio vedere la vostra stanza. Andate con la zia Dolores. Via. Abbiamo molti fame. Tirate cinghietto. For this night. Via. Sleep. Dormire. Andate sleep. Ehi, qui. Ehi, mi raccomando, Dunque, di là, e al minimo rumore di passi... Passi? Che significa? Voi nascondetevi, andate, arriva la signora. E zitti, non fate rumore. Dolores. I ragazzi sono sistemati. Oh, grazie, amore mio. Ti prego. Grazie. Ti prego, Peppino. Peppino. Smettila. Sempre quello. Non resisto, Peppino. I miei baci ti fanno fremere. Sono i tuoi baffetti che mi fanno solletico. Sensitiva. E io per questo voglio sapere qual è la mia stanza. Non voglio commettere una follia. Neanch'io. Dobbiamo controllarci. Certo, per questo voglio andare subito a dormire. Sei saggio tu. Io invece sono rimasta un po' passerellona. Aspetta, Sì. Vado a prendermi il latte. Sì, tesoro. Perché un bicchiere di latte prima di coricarsi mantiene la voce fresca. Ma perché tu canti ancora? No, Peppino. Ho abbandonato le scene 5 anni fa con la Traviata. Cara. Sempre libera. Aspetta! Dove vai? Tesoro, in cucina. A prendere il latte? Prendere il E il latte in cucina? Sì, E allora l'accompagno, Peppino. cara mia. L'accompagno. Perché? Perché non voglio che tu vada solo in Cosa cucina. c'è? Cosa c'è? E che c'è? Perché pesti i piedi? Mi si sono addormentati di colpo. Ah, è la circolazione, sai. No. Anche il viaggio lungo da Londra fino a Roma. Non sei mica venuto a piedi. No. A piedi, dici a piedi. Io sono venuto col sidecar. Con lo sleeping car. Ah, nelle cuccette. Sì, ho buttato le valigie sull'autocar, sull'auto pullman.
Senti, cara, ma è proprio necessario che tu lo beva adesso, questo latte? Fa benissimo. Sì, ma... Anzi, lo voglio dare anche a te. No, se per me... vedi- Vedrai come ti fa bene. Sì, ma... Non c'è nessuno. Non c'è nessuno sicuro. Ma come Non vorrei sicuro? essere inopportuno, sai. Poverini, avevano fame. Già, sono giovani. Te l'avevo detto io, Cretini, avanti, tutti e due. Dove sta l'altro? Fuori, fuori. Peppino, basta, li rovini così, poverini. Li rovino, sai che cos'è, Dolores? È che io mi sfogo. Mangiano tanto e tanto questi ragazzi che mi fanno fare delle brutte figure. Senti, Peppino, ma mi sembrano cresciuti. Sì, è vero, e sai perché? Ecco la mia vittoria! Perché gli do le vitamine, tutti i giorni. Mi crescono tanto, figurati che questo qui, nello sleeping car, mi è cresciuto di 10 centimetri. Esagerato. Sì, gli uscivano i piedi fuori dal finestrino. Presto, a letto, via, a letto. Ma dove? Dove ha detto la zia Dolores? Aprite una porta e infilatevici dentro. Presto, britannici, ragazzacci. Ecco qua. Peppino, il tuo lattuggio. Ecco. Angelo mio, alla tua, Dolores, Cin cin. alla nostra felicità. Dolores, quel latte freddo mi ha procurato un blocco sullo stomaco. Ma l'hai bevuto tutto d'un fiato. Ecco. Impetuoso. Spero che ti troverai bene in casa mia. Dolores mia, ma dove sei tu, cara? Per me c'è la felicità. Tesoro. Vieni, Sì. te le ricordi queste scale? E una volta le facevo a 4 a 4. Attento! Resterai mio ospite per qualche tempo questa volta? 3 o 4 giorni. Così poco? Fai tu, Dolores, fai tu. Questa è la tua stanzetta. Sì. Te l'ho preparata io con le mie mani. Vai a dormire, tesoro, che sarai stanco. Grazie, amore. Peppino, basta con quei baffetti, basta. Fai sogni d'oro. Grazie. Sono i ragazzi, sai, si allenano, fanno un po' di ginnastica con le gambe, con le braccia. Sono fit. Che cari. Buon riposo. Grazie. Ragazzi, state zitti! Ma che confusione è questa? Ma siete pazzi? Vi ho detto che noi qui non stiamo per gozzomigliare. Noi stiamo qui per guadagnarci un posto al sole nella musica leggera italiana. Non è necessario mangiare, è necessario farsi crescere i capelli. Chiaro? È necessario. Peppino, ma quanti sono? 5. Perché? 5 sono troppi, Peppino. La casa è piccola. Dove li metto? Dolores, ci arrangiamo, sai. Ma dovevano essere 2. Va bene, per una settimana. Una settimana passa presto. Che bello. Che fascino quest'abito da scena. Cos'è, la Tosca? Ma no, Peppino, è la Turandot. Ah, Turandot. Mi ricordo Turandot. Turandot ancora, questo Turandot. Che genetrico si festeggia oggi, Si festeggia la presa di casa mia. Ah. È un anno che sei mio ospite gradito. Un anno, Beh, come passa il tempo, E doveva passare soltanto una settimana. Va bene, Dolores, che ci vuoi fare, anima mia? Io spero in avvenire di poterti rendere quello che tu gentilmente mi hai concesso. Vitto, alloggio e, perché no, anche quei prestiti graziosi. Con i fondi che ti manderà la Banca d'Inghilterra. E anche questa è un'altra bugia. Come quando mi dicesti che andavi a prendere le sigarette. No, ma io non fumo più per carità. E poi invece te ne andasti in Sicilia a fare un avanspettacolo. Lasciamo perdere il passato, Dolores.
Il passato è il passato. Adesso sai qual è la cosa importante? Sono i miei bits, il mio complesso con il quale io devo fare fortuna e perché no? Anche chiederti di sposarmi. Oh, Peppino. Dolores, io stuto. Buon compleanno a te, buon compleanno a te, buon compleanno a te, buon compleanno a te. Bene, guarda, Dolores, come sono belli con quei capelli a boccoli. Belli, belli. Sono brutti, ma sono belli. Siamo belli, guarda. Noi vogliamo tanto bene a Peppino. Sì. Dolores, the Five Motown of Liverpool. Well, I am sitting alone. Yeah? She doesn't feel me. Really? I know that girl's got a heart of stone, but I love her. No. Ma come? Dopo un anno di studi noi stiamo ancora al blam 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 blam. Su, siamo uomini o siamo capelloni? Uomini! E vogliamo tagliare i capelli che ci fanno solletico. Bravi. Voi tagliatevi i capelli, tagliateveli. Sapete che cosa faccio io? Io vi rimando nel Galles e li finirete come i vostri genitori a fare i minatori. Oh no, Peppino, no! Minatori! Perdona! Va bene, Peppino Pica, vi perdona. Ma ricordatevi però di essere sempre bit, perché noi siamo tutti bit, tutti! Per mangiare, ma siamo bit. Capito? All right! All right. E allora con me, forza! 1, 2, 3, 4. Muovi questo e muovi quest'altro, muovi le braccia e muovi le gambe. Date un piper d'appoggio e Peppino Pica vi solleva il mondo! Ma è sicuro che la polverina non farà male? Vi farà correre un pochino. Speriamo. Tieni, prendi. Questa è la bustina. When he was at the Venezuelan. Hai sempre fatto così.
fiume, uguale cuore liberi, trovar la gioia che non hai. Di cui resta solo il nome, si spezzano in un momento, dai, vieni con me, fuggi con me, vieni con me. Uguale cuore liberi, trovar la gioia che non hai. Albertone! Insomma, Andreina, sono Scusami. esattamente 38 minuti che ti aspetto. Sì, lo so, ma non me ne sono accorta. E che tu perdi la testa quando cadi in quella bolgia, ecco. Ma perché non sei entrato? Io, futuro maresciallo, entrare in mezzo a quei capelloni con quella musica selvaggia? Selvaggia, no, non è vero. No, selvaggia. Bellissima. Selvaggia. Bellissima. Selvaggia. No, bellissima. Eh? Ho cominciato anch'io con una sigaretta come te, ma sempre detto che l'uomo vero fa così. Piano piano mi sono ridotto qui a inventare fantasmi intorno a me, che solo il fumo mi può far vedere. Mio Dio. Io Bruschi non lo bere come te. Pica. Signor Pica. Commendator Picca. Sì, commendator Pica. Ho saputo che questo complesso formidabile è suo, sono dei beat meravigliosi. Lei si ricorda di me? No. Io sono il direttore di quella... Ah, di quei morti di sonno. sì. Bene, posso averla un minuto al mio tavolo? Al suo tavolo? Mio Dio. Perché no? Prego. Prego, non mi tocchi. Mi perdono. Prego. Le ripeto, non mi tocchi. Prego. Grazie. Che cosa beviamo? Champagne. Antonio, champagne. Per me Cinzano soda per l'orchestra. Commendatore, questo è un complesso, non quello che mi portò l'altra volta. Tu non capisci niente. Niente. Questo è lo stesso complesso dell'altra volta. Soltanto che adesso hai i capelli a boccoli, i capelli lunghi. Io precorro i tempi. Questo qui è un complesso spaziale. Questo va sulla Luna. Ma prima di andare sulla Luna non potreste fare un mese qui da me? 20 giorni. Almeno 15. Vabbè, ma ci vuole il contratto. Io sono pronto. È l'anticipo. Quant'è? 1 milione. Commendatore, potremmo fare in 2 rate. Va bene, facciamo in 2 rate. 500.000 lire per contanti. Contanti? Subito. Subito. E 500.000 lire per assegno. Assegno. Subito. Mio Dio. Ah, che successo, ragazzi! Che gran successo! Grazie. Guardate qua, guardate. Hanno scoperto il trucco. Il mio trucco al Titan. E hanno messo la mia fotografia sul giornale. Guardatela. È un sogno, Che Peppino. bella cosa, adesso vedrai. Vedrai le conseguenze. Si scatenano tutti gli impresari di tutto il mondo. Speriamo. Telegrammi, lettere, inviti all'estero. Speriamo. E la televisione. Oh, se mi capita, la televisione. Eccola. Vai ad aprire, Dolores. Lo sento, è la televisione. Vai. E voi smettetela di mangiare. Basta. Abbiamo fame. Affamati. Ci sono quelli della TV.
Sono in TV. Ne sono sicuro. Sono loro. Per Peppino è arrivato il suo momento. Il gran momento. È permesso? Avanti. Ben trovato, don Peppino. Chi non muore se ne vede. Sì, ma io non ho il piacere di conoscervi. Di riconoscerci, volete dire. E per forza, l'ultima volta che ci vedemmo eravamo picciritti. Eravamo picciritti? Rocco Sciottino sono, e questo è mio fratello Cola. Ah. Va bene, ma io non mi ricordo. Succede. Ora ci rinfresco la memoria, s'accomodasse. Fermo con le mani, io preferisco stare in piedi. Quando Rocco Sciottino dice s'assettasse, lei s'assetta. S'assettasse pure lei. S'assettasse, là! E quello non s'assettasse? Non facesse un spiritoso. Che è, tua moglie? No. Meglio così. Bene. Quelle ragazze sono le tue figlie? No, e quelli sono uomini, ma non sono figlie mie. Ah, benissimo. E allora via! Fuori, ho detto! Cola. Che gli avete detto? Sono cavoli miei. Quelle che ti racconto ora, invece, sono cavoli tuoi. E cioè, 16 anni fa in Sicilia, e precisamente a Caltanissetta, voi seduceste quel Giglio immacolato di nostra sorella Concetta. Ah, è questo l'incidente della Sicilia. Poi ti spiego, mi dicevi, eh? Beh, t'ha spiegato lui, t'ha spiegato. Appunto. E con la scusa di comprare le sigarette ve ne fuggiste. E chi si è visto, si è visto. Volete fumare? Non fumo più. Da quel giorno non fumo più. Meglio. Ora riparare dovete, con matrimonio. Ma Peppino è promesso a me. Concetta alla precedenza. Ho detto. Ma io ero ubriaco io. E poi non l'ho neanche vista. E poi voi mi affittaste la camera per una notte. Quella di nostra sorella ti affittammo? No, vostra sorella non me l'affittaste, questo lo riconosco, ma io... io sbagliai la porta. Già. Poi sbagliaste il letto. Già. E poi tutto quanto. Già. Troppi sbagli. E chi sbaglia paga. Ma io... Ora conoscerai quel Giglio di mia sorella Concetta che tu hai sedotto. Cola! Introduci! Vieni. Tardi. San Gennaro. Ma come? Non mi riconosci? Concetta tua, sogno, Peppino. Per carità, Peppino, amore mio. io non me la sposo. Io ti dico invece che la sposerai, parola di Rocco Sciottino. Parola di Peppino Pico. Io a questo non me lo sposo, s'assettasse. Uccidetemi, preferisco la morte. La morte? Cola! No! Fermi! Non uccidete il mio papà. Di babbo ce n'è uno solo. E tu gli sei? È il frutto del nostro amore. È peccato. Insomma, dell'amore o del peccato, il frutto c'è. Ed è un bel frutto. Per questo sono io, seppure con il cuore a pezzi, che ti dico, Peppino, fai il tuo dovere. Io mi sacrifico. Ma un momento, quella si sacrifica, quella qua, quell'altra là, e io? Ma qui chi si sacrifica sono. Va bene, fate di me ciò che volete. Sarò il marito di quella lì e il padre di questa qui. Come ti chiami? Lina, papà. Lina. Sei carina.
Rassomiglia a papà. Mamma! Mamma! Concetta, puoi abbracciarlo ora. Sobero! No! Alt, niente promiscuità. Fino al giorno delle nozze. Lo preferisco. D'accordo. Domani usciamo i documenti. Domani? Ma che? Ce ne vorrà tempo. Io sono nato a Napoli. Li richiederemo per espresso e con la massima urgenza. Il matrimonio entro 15 giorni. Sei contenta, Concetta? Felicissima sogno! Un momento, abbiate pazienza, ma i documenti del Giglio, là. Sempre con me, Lepotto? Permesso? Scusate, la porta era aperta. Sono arrivate queste... Cartoline militari. Beh, vattene. Sì. Oddio, chiamate le armi. Giorgio, Tinto, Pico, Paco, Pepe. Questa proprio non ci voleva. Non ci voleva. Questo è troppo. Cufu. Cufu. Hanno chiamato le armi i miei bit, i miei 5 bit. Tutte e 5. Dico 1 no, 2 no, tutte e 5. E come farò adesso? Gli taglieranno i capelli? Vuoi i capelli a boccoli? Mi ci è voluto un anno per farglieli crescere. Un anno. Come farò io? Come farò io a mantenere il Giglio, il frutto del peccato? Come farò a mantenere gli impegni del teatro? Come farò con le penali? Oh, mamma mia, che rovina. Io sono rovinato. Sono rovinato. Onorevole. Carissimo Rocco. Caro onorevole, baciamo le mani. Cola, c'è anche lei. Che bella sorpresa, come mai? Avrei bisogno dalla sua onorevole persona di un piccolo favore. A disposizione. Grazie. Mi deve fare esonerare 5 ragazze da servizio militare. Me lo chiamate un piccolo favore? E che è per lei? Ma è difficilissimo. 5 artisti sono. Peggio, mio caro Rocco, il militare lo devono fare tutti, specialmente poi le persone in vista. No, non è possibile. E che onorevole è lei? Io sono un deputato come tutti gli altri. Ho capito. È onorevole soltanto perché è deputato. Via, Rocco, non esageriamo adesso. Quello che lei mi chiede è impossibile. Ecco, potrei farli assegnare a un reparto speciale. E così potrò farli ottenere dei permessi serali. Questo mi sta bene. Qui ci sono i nomi dei ragazzi e qui c'è il mio numero di telefono. Bene. Carissimo Rocco, per il mio elettorato? 2000 e un voto, perché anche Cola vota alle prossime elezioni. Ma bravo, grazie Rocco, molte grazie. Arrivederci Cola, arrivederci. E mi raccomando, bacio le mani. 2001. Chiudo lo sportello. Arrivederci. Arrivederla, onorevole. Ma l'onorevole ha detto reparto speciale. Ho sentito, beh. Ma i capelli lì glieli tagliano lo stesso. Bravo, picciotto di sostanza sei. Adesso che ci penso, mi viene un'idea. Andiamo al distretto militare. Siamo arrivati. Cosa dobbiamo fare adesso? Entrare, presentarsi. Così ha detto papà. Ma noi adesso ci conoscere molto poco, ma incontrare ancora, vero? Certo. Ciao. Ciao, Lena. Ciao. Bye. Ciao. Lena. Sì? Lena, voglio solo dire questo a te. Se tagliano capelli, se zio Peppino è disperato, io contento. Perché? Perché più piacere a te. Ma tu mi piaci anche così, Giorgio. Allora, rivedere presto, eh? Lina, che fai tu qui in mezzo a tutti questi uomini? Papà mi ha detto di accompagnare i ragazzi al distretto.
Non sono molto pratici di Roma. Già, lei è capitolina. Ma io sono italiana almeno, posso farmi capire. Comunque tutta questa promiscuità non mi piace. Potresti comprometterti. E invece no. Qui siamo a Roma, in una metropoli moderna. Qui è differente, lo volete capire? E poi io faccio quello che mi dice papà. Ma che a papà è papà? Finché non avrà sposato tua madre che comanda in famiglia sono io. Portatela a casa, Cola, va! Rocca ha ragione, andiamo. Potreste comprometterti. Quanto è alto secondo te, Giorgio? E che c'entra Giorgio? Lo metteranno nei granatieri. È talmente alto. Lena. Al capitano Gargiulo. Sì. Scusi, militare, chi è il maggiore Perone? Sì, signor. Buongiorno, signor maggiore. Siete di leva? No, di Caltanissetta sono. Ah, mi manda l'onorevole Livini. Ah, non ho il piacere di conoscerlo di persona, però lo stimo come parlamentare e come uomo. La ringrazio anche a nome della Sicilia, di cui l'onorevole è figlio. Ah, è figlio? Si tratta di quei 5 ragazzi italo-inglesi. Ah, quei capelloni. Sì, signore, precisamente. Siccome artisti sono, volevo appunto pregarla anche a nome dell'onorevole Livini di chiudere un occhio, di non fargli tagliare i capelli. Sa, fieri del mestiere sono. E perché no? Potremmo addirittura formare un plotone di capelloni. Ben detto, i tempi cambiano, anche l'esercito va rinnovato. E come no? Pensandoci meglio lo rinnoviamo subito facendo una telefonata al loro comandante. Grazie. Passami il colonnello Olgiata. Bittizziamolo questo esercito. Tutti bit. Tutti bit. Pronto, Olgiata? Ah, bene, grazie. Oh, guarda, ti arriveranno 5 nuove reclute con dei magnifici capelli lunghi. Capelloni, sì. Siccome mi sono stati raccomandati personalmente, fammi un favore. Quei bei capelli, tagliaglieli a 0. Contento? Di corsa! Benvenuti in questo collegio di educande. Voi avrete da me un trattamento particolare perché mi siete stati raccomandati dal signor colonnello in persona. Capellani, dietro! Bellino lui. Sono tuoi. Grazie. Capellani! Dietro! Avanti! C'ho il permesso. Puoi andare. Grazie. Sergente Maggiore Caputo! Bravo! Bravo!
Sì, sono io. Tutto bene, papà. La tua idea dei parrucchini ha funzionato alla perfezione. Lo sapevo. Hai trovato un padre di cui puoi andare orgogliosa. Tutto cervello. Mi hanno fatto il segnale. Sì, come eravamo d'accordo, poco fa. Certo. Stai tranquillo, ci penso io. Va bene? Ciao, papà. Sui giornali Andreina! Lina! Ah, come vai a Roma? Beh, sai, affari di famiglia. Ehi, gente, questa è Lina. Abbiamo sofferto insieme per 10 anni nello stesso collegio. Orsoline. Senti che diluvio questi ragazzi. I Motown? Sì, quelli del Titan. Li conosco. Li conosci? In che senso? Mio papà è il loro impresario. Tuo padre? Fantastico! Ma allora me li devi presentare subito, no? Sì, è una parola. Sono entrati appena 2 ore fa in caserma. Servizio di leva. E dove? Lì, alla Vittorio Veneto. Alla Vittorio Veneto? Ma allora stanno con il mio fidanzato. È lui che addestra le reclute, Alberto Caputo, sergente maggiore, nemico giurato dei capelloni, terrore della caserma. Primo plotone, fronte sinistro. Secondo plotone, fronte destro. Guardatemi bene in faccia, rammolliti! Questa faccia non la dimenticherete tanto presto, perché io vi spezzerò le ossa! Voglio farmi odiare da voi nel più breve tempo possibile! Ci sei già riuscito? Chi ha parlato? Sei stato tu? Non mi sarei mai permesso, sergente maggiore. È stato un gnoccolone a destra. Ah, sei stato tu? Quell'altro ha preso. Sei stato tu? Ma io non avere parlato. Attenti! Hai fiato da sprecare. Farai 100 giri di corsa avanti, march! Da capo! Sergente maggiore Caputo! Plotone fianco sinistro! Avanti! Comandi, signor colonnello. Bravo! Così si deve fare. Ci vuole pugno di ferro e guanto di velluto, bravo. Applico il regolamento, signor colonnello. Vedo che ha fatto dei progressi. Penso che sia maturo per il passaggio di grado. Prego, si accomodi. Ma Caputo! Chiedo scusa, signor colonnello. È l'emozione. Lei crede veramente che io possa aspirare ai gradi di maresciallo? Ma Caputo! Chiedo scusa, signor colonnello. Ma insomma! Appena sarò promosso maresciallo, potrò sposarmi, signor colonnello. Sposarmi? Io ci conto. La mia fidanzata dice che appena sarò maresciallo io... Ma Caputo, che diavolo la prende? Stia al suo posto! Mi sono seccato! Sì, signor colonnello. Oh. La mia fidanzata dice Ma che... che fidanzata? La mia... Plotone! Che succede? È una distonia neurovegetativa con risentimenti cerebrali al nervo ottico. Ai. Soffro di apsimnemosi. Cos'è questa malattia? È una malattia ereditaria. Ne soffre anche mio padre, che è capodivisione al ministero. Che ministero? Difesa. Soffri molto, ragazzo? In modo notevole, ma non ha importanza maggiore. Andiamo pure avanti. Solo vorrei che qualcuno mi sorreggesse perché mi sento svenì, mi gira la testa. Beh, gli atti di eroismo si fanno in guerra. Adesso vai a riposare, ragazzo, e salutami tanto il babbo, anche se non lo conosco. Grazie. Tanti saluti al babbo, eh? Grazie. Ciao, caro. Ciao. E voi, attenti! Di corsa! Correre! Dietro! Forza imbranati! Dietro! Plotone! Ed ora 10 minuti di riposo, dopo ricominceremo da capo! Rompete le righe! Pelandroni! Non è possibile continuare così, visto? Ancora un minuto e tutto rovinato.
lasci tagliare i capelli, noi in prigione e niente più debutto. Ma che dici? Nessuno può accorgersi. E se accorgere invece? Allora, come dice lui, ci tagliano capelli e niente debutto. Zio Peppino rovinato, noi minatori Galles. Sergente Caputo, ci tagliare tutto, non soltanto capelli. Ben detto. E non finisce qui. Arseti. Arseti! E 2 anni di fortezza a Gaeta non ve li leva nessuno. 1, 2, 3, 4, il mio colone che corre, 5. Tutti i cavelloni col trucco, eh? Ha svagato tutto il movimento. Ma che vuoi? No, fermo. Metta a sede che sei troppo alto. Sigaretta. Ho detto sigaretta. Mettemela in bocca. Su. Accendere. Spirito. Fuoco. Io sono il Mosca. E siccome mi siete simpatici, da oggi vi prendo sotto la mia protezione. Non ci servirei. Cuccia lì. Cuccia, che non ha capito niente allora. Io vi faccio tagliare la lana e mi ci faccio un cappottino. Se invece vi comportate bene, diciamo una stecca di sigarette Marlboro alla settimana, un cappuccino e brioche alla mattina, pane e prosciutto a merenda, buono, pane e prosciutto a merenda, mettete a sede. Beh, sì, ma ci faccio scappare pure qualche permessino speciale, eh? Ok? Ok. Io pensare che questo Mosca ci avrebbe fatto grande bidone. Io sono il Mosca. Ricordatevelo. Ma è Giorgio, pomicione! Guarda che sta facendo la bambina! Ti chiedo perdono, Dolores, perdono. Se tollero ancora la tua presenza in questa casa, vuol dire che non ti porto rancore. E non mi basta, non mi basta. Io voglio riprendere il mio posto nel tuo cuoricino. Il posto l'hai già trovato nel cuore di Concetta. No, no. Mai sposerò quella bruttona, io. Mai. Sto cercando di prendere tempo, sai, per trovare, come si dice, una via d'uscita. Non esiste una via d'uscita quando c'è di mezzo una figlia. È giusto. Hai ragione. E io la figlia me la legittimo. La figlia è figlia. Ma la madre no. La madre no. La madre mi fa senso. La madre mi fa schifo, la madre. Perdonami, Concetta, perdonami. Falla per quei 16 anni d'amore che abbiamo perduto. Ma li riguadagneremo, sai, li riguadagneremo attimo per attimo, ora per ora, minuto per minuto. Sì, sincero, Peppino, dici davvero? Dico davvero, Concetta, veramente, sono sincero. Tu sei l'unica donna che io amo, la più bella, la più dolce, la più tenera, la più cara. Oh, Peppino, ci adoro, baciami. No, sulla bocca.
Concetto. Concetto. Oh, Peppino. No, buono, buono. Buono, buono, buono. Peppino mio. Buono. Io ho finito. L'ho fatto anche svenire. Sono stato bravo. Bravo, bravo sei stato. Hai saputo dare soddisfazione a nostra sorella. Modestamente. Allora, posso rimettermi in libertà che io ho tanto da fare. Allibettate pure. Vabbè. Un momento. Potremmo avere ancora bisogno di una tua prestazione. Sì. E allora fatemelo sapere per tempo, che io prendo le mie precauzioni. Con permesso. Prego. Grazie. Certo che, povero Don Peppino, lo capisco. Ma perché tanto brutta è nostra sorella? Lasciamo perdere, va. Concetta, Concettina bella. Sei contenta? Felicissima sono. Susi, ti vieni qua. Che mi ha baciato e che resto. Don Pietro. Sì. C'è una raccomandata per il commendatore. Ah, devo firmare? Sì, una firmetta qui. Bene. Grazie, arrivederci. Arrivederci. 1, 2, 3, questa no. Oh, che fai? Strappi la posta della signora? Ma questa è della signora, quest'altra è del commendatore. Mi ha regalato 20.000 per strappare tutta la posta che arriva da Napoli. E perché? E che ne so, tanto noi ci guadagniamo. Ti è arrivata posta per il commentatore Pico? No, niente, non è arrivato niente. Siamo sicuri? Sicurissimi. E perché? Ha parlato senza essere stata interrogata. E che c'entra mio marito? Io le donne non le tocco neanche con un fiore. Gentiluomo sono. Rocco, Che c'è? il portiere troppo in fretta ha risposto. E cioè? Questi documenti che non arrivano mi fanno da fumicaticcio. Bravo. Piena di cervello c'è la testa. E siccome questo matrimonio si deve fare, ora sai che faccio? Ti metto su un treno per Napoli e tu non torni se non hai i documenti di quel fetusso, va bene? Va bene, Rocco. Amoni. Concetta, ti piace la mia Turandot? È bella. Oh, come mi piacerebbe essere bella come voi. Che dici? Ma fatti un po' guardare. Non è mica vero che sei brutta, sai. Solo che non ti sei mai curata, ecco. Pensa che si potesse fare qualcosa? Faremo anche questo. Oh. Scusi, buongiorno. Sono l'amico della signora Dolores. Ah, molto bene. Le ha telefonato a proposito di quel trattamento. Sì, so già tutto. La nostra tariffa è molto alta, ma come amico della signora Dolores le faremo un trattamento particolare, uno sconto, insomma. E in quanto tempo il restauro? 2 o 3 giorni al massimo. E quando avranno inizio i lavori? Anche immediatamente. Ma la signora dov'è? Nel salotto, nella sala d'aspetto. Ho preferito, lei capisce? Sì. Concetta! Vieni, bella, su, vieni qua. Concetta, vieni qua. Su. Perfetto. Un caso, diciamo così, interessante. Mi raccomando, nelle sue mani siamo. Sì, ma 3 giorni non credo che bastino. 1 settimana, almeno. E niente sconto. Lei mi capisce. Scusatemi. Ho paura. Non ti preoccupare, è per te che lo facciamo. Oh, Peppino mio. Ti amo,
Sì, Pepe? Perché non dormi? Non posso. Io sono troppo innamorato di Lina. Pensare sempre a lei, sempre. Cerca di dormire allora. Può darsi tu sognare Lina. Sì? Sì, sicuro. Allora io dormirei subito. Io furbo come volpe. Lui già sognare Lina. Pronto come nella picca? Salve! Ma come, non sei fatto più vivo? Ma perché? È cambiato qualche cosa? No, niente di cambiato. Dicevo solo che dalla sera che si è preso che si è preso l'anticipo, non l'ho più vista. No, per carità, io lo dico solo perché quei ragazzi debuttano dopodomani e non so se voleva... Ma perché? Eravamo d'accordo così. Ma scusate, di che vi preoccupate? State tranquillo. Ma io sono tranquillo. Sono io che non sono tranquillo. Buongiorno. Venga, si accomodi. Grazie. Prego, si accomodi. Aspetti qui, vado a chiamarlo subito. Grazie. Sarebbe un guaio se non gli dessero il permesso. Sarebbe una rovina per papà. Non dirmi che ti preoccupi solo per tuo padre. Beh, sì, anche per i ragazzi. E per uno in particolare, Comunque, lascia fare a me. Con Albertone me la vedo io. Tu cerca di parlare il meno possibile. Se ti scappasse di bocca che devono suonare al Titan, saremmo rovinate. Andreina! Albertone! Ciao! No, non qui, siamo in caserma. Bello! Bello! Ecco Lina, quella mia compagna di collegio di cui ti ho parlato tante volte. Ti ricordi, no? Molto lieto. A che cosa devo l'onore di questa visita, questa ondata di primavera, Senti, devi farmi un piccolo favore. Anzi, a lei. Prego, signorina, di che si tratta? Un permesso serale per i miei cugini. Sono reclute nel suo reparto. Ma sì, se c'è un permesso per 2 reclute, d'accordo, via. Veramente non sono 2. Sono 3? Beh, d'accordo, va bene. No. Non saranno mica 4. 5. 5. Oh, Albert. Ma non si può, non si può. Non si... È mio sto sacco. È il sacco mio. È mio questo. Questo è il sacco mio. Sì, è il tuo. Ah, non usciva, Attenti! Non c'è bisogno di gridare, Capuzzo. Sì, signor colonnello. Riposo. Riposa! Tutto a posto? Tutto a posto, signor colonnello. Tutto a posto? Tutto a posto. L'ho chiesto io, Capuzzo. Sì, signor colonnello. Oggi il rancio lo voglio assaggiare qui. Sì. Il colonnello assaggia qui il rancio? Sì. L'ho già detto io. Sì, signor colonnello. Prego, signor colonnello. Cuciniere! 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 Signor colonnello. Il cucchiaio, signor colonnello. Grazie. Buono. Veramente eccezionale. Complimenti al cuoco. Grazie, signor colonnello. Prego, signor colonnello. Prego. Basta. Ne vuole una scodella? Basta. Grazie, signor colonnello. Attenti! Prego. Riposa! Attenti! Guardate bene questa faccia! E per voi, ragazzi, ho firmato i permessi per domani. Avete sentito? Sotto, ragazzi, che domani c'è il debutto! Forza!
io sono il Mosca. E io sono il Moscone. Ma che fate, vi sedete? E magno pure. Cameriere? Voi siete padronissimo di mangiare, ma un altro tavolo, eh? No, perché un altro tavolo dovrei pagare io. E chi è che paga qui? Lei. Giovanotto, voi avete sbagliato strada, andate, andate, va. Il Mosca la strada giusta la trova sempre e sotto sta divisa batte un core amico di quei 5 gnoccoloni che stanno a suonare là. Io so tutto sui capelloni. Cameriere, champagne e caviale per il signore, da mettere sul mio conto. Mosca? Mosca? Io sono Mosca. Prendi la chitarra e vai per il mondo dove vuoi. Sono tante le strade, ma poi quella giusta troverai. Canta, canta i sogni tuoi. Prendi la chitarra e vai. Per il mondo tu vedrai gente che non ride più, che non sa cercare ormai ciò che stai cercando tu. Il denaro è bello, ma conta più la libertà. Ah, ma questa è una cosa seria. Sei proprio cotta, eh? Ma che dici, su? Ma tu piuttosto, che fine hai fatto fare al tuo Albertone? Gli ho detto che andavo da mia zia e lui ci ha creduto. Certo, se fosse venuto qui, capelloni o no, li avrebbe riconosciuti. Sui giornali leggerai che la pace sembrerà. Basta star con questi qua e va fuori quelli là. Ma per quello che ne so, basterebbe dirgli no. Prendi la chitarra e vai, tu sei giovane perciò non vuoi male a nessuno perché senti tutti uguali a te. Canta, canta i sogni tuoi, prendi la chitarra e vai. Posso bere qualcosa? L'amore se ne va. Quanti sogni porterà con sé? Mi chiedo se tu stai soffrendo come me. L'amore se ne va e domani che sarà di me? Vuoi ballare? Sì. E nel buio piangerò chiamandoti, ma tu non ci sarai, lo so, mai più ti avrò. Che sarà la vita senza te, senza l'amore, non c'è domani. Pregherò. Il sergente maggiore Caputo! C'è il sergente maggiore Caputo! C'è Caputo! Caputo! Attento che c'è Caputo! L'amore se ne va.
Hai capito che c'è caputo? Capito? Albertone, che piacere vederti qui. Come ti sei conciata? Non sapevo che Pazzia abitasse qui. Su, adesso balliamo, eh? Non sei arrabbiato, vero? Ecco, vedi, è proprio questa la musica che piace a me. Perché c'è anima, c'è sentimento. Però anche nella nostra musica c'è sentimento. L'amore se ne va. Bene, bravo, bravissimo. Grazie. C'è chi non sa che quando è tutto finito e non sa come mai non è più con me, meglio che lo sa che non lo capisco come. Su, andiamo, vieni via. C'è chi non sa che lo... Aspetta un po'. Ma che aspetti? Questa musica ti dà fastidio, lo so. Andiamo, su, su. Su, ma fai presto, ma che fai? Senti. Ma, Albertone, su, ma non sai più camminare. Aspetta, prendo il cappotto. Sì. Secondo plotone, terza squadra a rapporto. Riposo. Allora ragazzi, pulizia ai pavimenti. Uno specchio. Ognuno la sua camera. Signor sì, signor sergente, uno specchio. A lavoro allora. Avete sentito ragazzi? Uno specchio. Poi ve lo io a controllare. Una camerata per uno. La camerata mia tocca, a chi tocca la camerata mia? Tocca a te, a un gnoccolone. Ma perché sempre a me? State zitto. E tu dove vai? Cuccia lì. Ma che parli pure, te vuoi rovinare? Dove vado io? Io vado dal barbiere, perché con i capelli lunghi non si scherza, chiaro? Gnoccoloni, ateti! Eccole, destra! Oggi, marcia! Hop, ehi, hop, ehi, hop, 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 ehi. Mi raccomando il giro, preciso. Sì, giro. E la basetta obligua. Obliqua. Franco. Franco, guarda. Ciao ragazzo. Maggiore. Hai salutato tuo padre? Signor sì. Guarda un po', li riconosci? E questi chi sono? Mannaggia, mi piacerebbe averli sotto mano. Già, appunto. Perché non li riconosci? No. È vero? Vieni un po' qua. Scusa un momento. Forbici. Forbici. Carta. Ecco qua. Colla. Collo. Qui non c'è. Ecco. Matita.
Guarda un po' se li riconosci. Appunto, sono quei mascalzoni. Tutte le sere si mettono una parrucca e vanno a suonare in un locale beat. Capisci? Con la parrucca. Soldati dell'esercito con la parrucca. Ma io li schiaffo dentro. Capisci? Li schiaffo dentro. Allora, vuoi a basetta pizza? Obligua. Obligua. Vabbè, te faccio obligua. Pronto? Sono Mosca. E io sono il solito Moscone. Ci sono guai grossi. Guai? I ragazzi l'hanno messi in prigione. Come? Bisogna provvedere. Si deve provvedere. Dobbiamo provvedere. Certo. E la parola è come? Come si provvede? Andate piano, no? Allora ricordate bene, voi due avete fatto la campagna di Grecia e di Albania. In Grecia lo chiamavano pecorino perché mangiava solo quello. E in Albania? Capiprovola. Capiprovola. Ma chi ve l'ha dato queste informazioni? Qualche pizzicarolo ve l'ha dato? Ricordate che un pecciotto d'onore noi ce l'abbiamo dappertutto. Vabbè. Buongiorno, Rocco. Don Peppino? Grazie tante per l'informazione. Sempre agli ordini, Don Rocco. Voi venite al Taidan stanotte? Veramente stasera ci avrei da fare. Comunque se mi fa piacere io vengo. Bravo, così vi ingrassate anche. Salute! Anch'io fatta la guerra, anch'io gamba di legna. Amonelli, non Peppino. Salute, riposo. Dunque, sentite, io dovrei parlare... Alzate la sala. Grazie tanto. Salute. Sergente, ci dovete accompagnare dal colonnello Ociano. Sì. Grazie tanto, grazie. Viva le forze armate! Viva l'Italia! Viva! Ehi tu, vieni qua. Ma dove vai? So tutto, ho svagato tutto. Ma non ti prego, non mi rovinare. C'è la sigaretta? Sì. Mette mano in bocca. Ecco. Accenni. Poi ti farò sapere le mie condizioni. No, io... Zitto e mosca, che sono io. Vai. Sciorpole. Certo, avanti. Va bene. Signor colonnello, Faccia avanti, faccia passare. Prego. Eccolo là. Chiamatemi più tardi. Si accomodino, sono subito da loro. Sì. Capiprovola in Albania, Va bene. Arrivederci. Con chi ho l'onore? Gesù. Capiprovola non si ricordi chi sono io. Ma io vorrei sapere, come si permette? Chi è lei? Gesù. Ma come? Tu, il tenente Olgiata, detto Capiprovola, non ti ricordi chi sono io? Ma che Capiprovola è tenente Olgiata? Io sono il colonnello Olgiata! Mamma mia, colonnello, che parola grande, quanto è grande. Tu sei il tenente Olgiata, detto Capiprovola. E io indovino chi sono? Chi? Io sono il capitano di causa, tuo superiore sul fronte greco-albanese. Capiprovola da una parte e Pecorino dall'altra. Fumo. Sì, grazie. Fanno causi! Ma mi ricordo perfettamente. È bello. Ma un momento. Dimmi. Ma il capitano Licausi era distante da me una trentina di metri quando scoppiò quella bomba nella sua trincea dove perirono tutti. Fumo. Sì, grazie. Ma che credevo che per me bastava una bomba? Ma che? Un mese di ospedale? Ecco la gamba, vedi? Ed eccomi fuori. Caro Licausi. Caro, quando mi fa piacere. Hai fatto carriera, hai fatto. Sono proprio felice. Anch'io sono felice di averti rivisto. E poi devo dirti sinceramente che è giusto che un commilitone si rivolga ad un altro commilitone. Ne ha il diritto. Ma quale diritto è diritto? Leva il diritto di mezzo. Guarda, noi dobbiamo parlare proprio come due amici. E tu devi vedere davanti a te un padre di famiglia. Ma certo, caro. Tu devi... Fuma. Sì, grazie, figurati. Io tengo 5 capi di provola. 5 capi? 5 nipoti, 5 figli. Volevo dire bene, 5 figli. Dunque, questi nipoti stanno tutti e 5 qui a fare il militare. Qui, nella tua caserma. Saranno di leva. Esattamente. Sono stato punito per un fatto non grave, per un fatto veramente esagerato. Sì? Tu mi capisci, vero, Un'esagerazione, insomma. Sì, proprio. Beh, aspetta un momento, voglio vedere se... Scusa, se Ma ti do tanto figurati, fastidio. quello che posso fare te lo faccio. Abba pazienza. Ma via, fra di voi. noi. Ma quanto è bello. Ma cosa fai, mi baci? Te lo meriti. Ma che caro. È un'esagerazione. Fammi telefonare, ti prego. Telefona. Fammi telefonare, scusa. Pronto?
Mandatemi subito il sergente maggiore Caputo. Chi viene? Caputo. Viene Caputo. No, subito, subito. Subito! Subito, sì. Mi fa piacere che tu parli di esagerazione. Proprio tu che hai mandato in prima linea il cuoco perché aveva fatto il rancio salato. Te lo ricordi? Fumo, Grazie, fumo. fumo. Ma pazienza. Proprio tu mi dici certe cose. Sì. E come? Sei il cuoco, fai il rancio salato alla truppa che deve andare all'assalto. Andiamo. Poteva essere l'ultima minestra. L'ultima minestra? Che simpatico! Ma guarda, è bella. Venga, Caputo. Vieni, Caputo, Venga. guarda il colonnello. Ma guarda, è bella. Venga, Caputo. Lei, Caputo, ha messo in prigione 5 ragazzi oggi? Grazie. Sì, signore. Gente della peggiore specie, capelloni. Vanno tutte le sere in un locale a cantare con le parrucche in testa. Vabbè, scusa, grazie. Prego. Con le parrucche in testa. E che vuol dire? Sono ragazzi moderni. Quelli sono bit. Qui siamo tutti bit. Non esageriamo, vero? Non esageriamo. No, dico, non esageriamo, perché in fondo non hanno fatto nulla di male, trattandosi di parrucche. Se fossero stati capelloni veri, sarei stato io il primo a metterli dentro, È per il prestigio delle forze armate che sono intervenuto, signor colonnello. Ah, no, non parliamo di prestigio. Abbiate pazienza. Quando qui ci sta una prova tangibile dell'attaccamento al dovere di tutta la famiglia. Abba pazienza. Capia prova. Qui ci sta una gamba congelata, una gamba di legno. Ma che vuol dire? Sul fronte russo gli ordini erano ordini, la gamba si doveva congelare e io l'ho fatta surgelare. In tempo di pace andiamo. Un po' di comprensione. Lasciamo andare, li causi. Grazie. Comunque, Caputo, ci mette un po' di cervello, andiamo. Ma non è questa la strada migliore per la promozione. Dia il permesso ai ragazzi quando vogliono, intesi? Vada, Caputo, vada. Caputo, sia comprensivo. Questi sergenti, sai, sono pianta grande. Aspirano alla promozione. Bravo, l'hai detto, non è ai tempi nostri come ai tempi nostri. Tu ti ricordi che bello? Tu mi permetti? Sì, caro. Caro. Quanto è simpatico. Che simpatico. Se fossero capelloni veri. Ha detto il colonnello. Sì, lo sono, signor colonnello. Ora potrei anche giurarci. L'ora in caserma che si mettono la parrucca, capisci? E sui capelloni veri. Caputo, usi il cervello! E se lo uso, stasera sa cosa faccio? No, non lo so. Vado al Titan. Ah, vuoi un po' di spruzzo? Vai a ballare? No, vado a beccarli. Ah, magari con la ronda. Già, bravo. Così quando si levano la parrucca, tu arrivi, li acchiappi e li porti qua. Bravo. Mi fai venire con te? Questa è un'operazione 00C. Che è? Operazione 00 Caputo. Capito? Caputo. Capito. Di capelli. Attenti! Avevo ragione, io sono capelloni veri, non parrucche. Allora posso? No, prima deve vederli il colonnello e toccare con mano. Poi a te i capelli e a me la promozione. E a voi Gaeta! Fianco a me! Destra! Avanti! March! No, prima il colonnello. Segnare il passo! Berretto! Avanti! March!
No, quella è la data. Caro mio, me la ricordi, ce l'ho segnata qui, ce l'ho. Caro cognato. Ah, va bene, Marletta, ti richiamo io. Finalmente potrai realizzare il tuo sogno d'amore. I documenti sono arrivati. E com'è possibile? Ti sei sentito, Carogna? Sono arrivati perché li ha portati cola. E ti potevi risparmiare la fatica. Sarebbe... Sentite, parliamoci chiaro una volta per sempre. Voi vi potete minacciare con la lupara, con i fucili, la mitragliatrice, i cannoni, i carri armati, gli Sputnik. Io a quella scafecchia di vostra sorella non me la sposo! Capito? Questa è la tua ultima parola? Ultimissima. E fatemi lavorare. Qua. Pronto? Marletta? Sempre io. Ti dicevo, le date non posso spostarle. Se candere da te il 15, devo ritardare la trasmissione televisiva. Ma neanche per 3 milioni. Beh, per 5 ci possiamo mettere d'accordo. Poi sai com'è, per il viaggio... È proprio la tua ultima parola. Ultimissima. E tu chi sei? Ma come, non mi riconosci? Concetta sono, la tua futura sposa. Concetta? È assurdo. Ma come sei cambiata? Fammi vedere. Sei diventata bitta pure tu, sei diventata. E questo è stato proprio San Gennaro. Sei stata miracolata. Merito della signora Dolores. Papà! Che c'è? Che sta? Aiutali, aiutali! Che succede? Che succede? Li hanno scoperti e portati in prigione. Ah, tutti e 5? Sì. Va bene, va bene. E che ci posso fare? Oramai i capelli se li sono giocati, a me non interessano più. Ma come puoi parlare così? Dopo che hai fatto di loro ciò che hai voluto. Dopo che sei stato tu a rovinarli. Io? Addirittura. Lì ne resteranno senza capelli, peggio per loro. No, no. Adesso sono in prigione e saranno processati. E io non voglio. Ma senti un po', ma a te che te ne importa? Ah, Peppino, non capisci mai niente. Non hai capito me. Non hai capito Concetta e ora non capisci tua figlia. È innamorata, Peppino. È innamorata di Giorgio. E se non vuoi salvare i tuoi capelloni, salva almeno l'amore di tua figlia. Ha ragione Dolores, Peppino. Fallo per nostra figlia. Guardie montate, fiacca! Guardie smontate, fiacca! Guardie smontate, fiacco destra! E via sinistra, avanti, marcia! Hop, 2, 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 hop, 2. Avete portato tutto? Tutto, pure il polotacco. Sotto allora, andiamo, andiamo. Andiamo. Beh, ma che cosa c'è, Caputo? Signor colonnello, finalmente ho le prove delle... Va bene, vediamole queste prove. Sì. Voglio proprio vedere questi cappelloni per mandarli a Gaeta via Corte Marziale. Sì, signor colonnello, l'unica cosa di cui vorrei pregarla è che lei mi riconoscesse Ma il certo, merito ma di aver... certo, Ecco, Caputo, appunto. andiamo. Allora, ciao ragazzo, posso sperare, vero, nella promozione a maresciallo, perché la mia fidanzata... Ma è naturale, ha fatto proprio un buon lavoro questa Se è volta. stato buono il lavoro, lei sarà buono con me, è vero colonnello, perché appena promosso maresciallo, la mia fidanzata dice che potremmo fare il Cosoli, come si chiama, il viaggio di nozze. Lei potrebbe essere nostro ospite, signor colonnello. Ma cosa fa, Caputo? Apra la porta. Sì, signor colonnello. Ecco, signor colonnello, gli infami capelloni. Quali? 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 Allora? Ma io non capisco. No, non capisco. Caputo! Le giuro che avevano dei Le giuro! boccoli del... Lei è un piantagrane! Ecco quello che è! Ma allora la mia promozione, signor colonnello... Promozione? Promozione! Casomai rimozione! No. Rimozione dal grado! No. Si considera agli arresti! No! Colonnello! La mia fidanzata!
in ginocchio! Pregate! Dunque, quello che Dio ha unito, l'uomo non separi. Così sia. Giuseppe Pica, vuoi prendere in tua legittima sposa Concetta Sciortino, qui presente secondo il rito di Santa Madre Chiesa? E come no? No, lei mi deve rispondere sì o no. Sì. Concetta Sciortino, vuoi prendere in tuo legittimo sposo Giuseppe Pica, qui presente secondo il rito di Santa Madre Chiesa? Sì. La destra. Io vi dichiaro uniti in matrimonio in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia. Per un sì, per un no, la mia vita è in mano a te, avere te o perderti, dipende solo ormai da quello che direi. Non posso che attendere, sperare. Per un sì, per un no, dei miei giorni disporrai, dolcissimi o inutili, tu lo deciderai. Con quello che direi, concedimi di viverli, sei l'unica che può e lo sa. Tu, io, lui, uguale solitudine, ma perché andati avanti ormai? Lui più te, uguale l'abitudine che ci dà la noia che tu sai. Che cosa